Al via da stamani il nuovo governo Schifani, gli assessori designati dal Presidente hanno così giurato e successivamente seduto all'Ars. 2 le novità relative anche alle deleghe assessoriali, 2 gli esclusi all'interno della formazione politica di Fratelli d'Italia, Giusy Savarino, Agrigentina, in un primo tempo assegnato al territorio e ambiente, e Giorgio Assenza ai beni culturali. Al loro posto entrano Elvira Amata, moglie dell'ex assessore Razza, Delfino Di Musumeci, attuale ministro, sempre ai beni culturali, Elena Pagana al territorio e ambiente. Ecco l'elenco completo con le relative deleghe: Luca Sammartino, Lega, assessore all'agricoltura e sviluppo rurale, Edmondo Tamaio, Forza Italia, assessore alle attività produttive, Andrea Messina, DC, assessore all'autonomia locale e funzione pubblica, Elvira Amata, messinese, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, Marco Falcone, Forza Italia, l'assessore all'economia, Roberto Di Mauro, l'unico agrigentino e Lisa dell'MPA, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Nuccio Albano, Democrazia Cristiana, assessore alla famiglia, politiche sociali e lavoro, Alessandra Ricò, Fratelli d'Italia, assessore alle infrastrutture e mobilità, Mimmo Turano, Lega, assessore all'istruzione e formazione professionale, Giovanna Volo, unica esterna, quota Forza Italia, assessore alla salute, quindi Elena Pagana, come già detto, è assessore al territorio e ambiente, Francesco Paolo Scarpinato, new entry, quota Fratelli d'Italia, palermitano, 49 anni, a cui va la delega assessore al turismo, sport e spettacolo, una delle deleghe più pesanti e prestigiose della regione siciliana. Le funzioni di vicepresidente sono state così attribuite all'assessore Sammartino, mentre l'assessore Falcone è stato delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione. Sentiamo il presidente Schifani e l'agrigentino onorevole Roberto Di Mauro, ne è assessore all'energia. Da oggi si parte e ci aspettano appuntamenti di grandissima emergenza, di grandissima urgenza da parte un po' della storia politica siciliana. Abbiamo un'agenda molto fitta che mi ha portato in momenti anche di tensione di queste ultime ore ad assumermi la responsabilità di continuare ad essere governatore, perché sono stato eletto da 822.000 persone, sono stato eletto anche dai partiti, i quali hanno la loro autonomia, la loro identità e la loro dignità. E abbiamo delle sfide da tremare i polsi, però faccio un esempio: la verifica del bilancio 2020, sapete che vi è un giudizio di verifica da parte della Corte dei Conti che ha elevato contestazioni su quel dato contabile non indifferenti. Vi sarà un'udienza su questo, la Regione sta predisponendo un'articolatissima difesa. Il rendiconto generale 2021, che è conseguente verifica, a breve dovremo chiudere l'esercizio 2022 con predisposizione del relativo rendiconto, predisposizione del bilancio 2023, naturalmente, bilancio triennale 23-25, definizione e completamento degli interventi a valere delle risorse del PNRR, completamento degli obiettivi previsti dai programmi comunitari, la cui chiusura è prevista per il 31/12/2023, avvio degli interventi a valere sui programmi comunitari 2021-27, definizione di forme di aiuto per le imprese e per le famiglie in questo momento di particolare disagio economico e sociale che mette a rischio numerosi posti di lavoro, riorganizzazione dell'amministrazione regionale per renderla più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini. Assessore, delega importantissima, energia e rifiuti, avete già individuato quali saranno le priorità? Ma certamente è una delega strategica per la Sicilia, perché a mettere in campo attività che riguardano i rifiuti, riguardano l'acqua, il sistema fognante e anche il tema dell'energia, che in questo momento è all'ordine del giorno non solo regionale ma anche nazionale, mette il governo nella necessità di dover trovare risorse, comprendere le difficoltà dei comuni che debbono adottare certamente progetti e soprattutto immaginare un percorso attraverso la parola magica energetica, qualcosa che possa consentire alle imprese siciliane e alle aziende siciliane di poter risparmiare. È un argomento che è all'ordine del giorno su scala internazionale. Noi come siciliani dobbiamo cercare di fare qualcosa di positivo per la nostra terra. Dal punto di vista politico, come autonomisti siete rimasti un po' delusi da questa ripartizione degli assessorati? L'assessorato della regione è un assessorato importante.
si è fatto un po' un conteggio di natura aritmetica che non è consono a quelli che sono diciamo, le attività di un governo, però contiamo di fare bene in questo assessorato, di dare un aiuto al governo e soprattutto di affrontare temi essenziali che riguardano i servizi in Sicilia. Quindi se parliamo di turismo, parliamo di sviluppo, parliamo anche di cultura del territorio, non si può non parlare di fogna, di acqua, di energia e di servizi come i rifiuti, che è un argomento che è all'ordine del giorno di tutti i comuni della Sicilia e quindi di un sistema anche che porta alla valorizzazione del nostro territorio, perché per quanti sforzi si possono fare sul turismo e sulla cultura, una cosa deve essere chiara: le città devono essere pulite. La Regione per le sue competenze deve fare la sua parte, ai comuni il resto. Il malumore all'interno della maggioranza rientrano? Ma ci sono posizioni diverse in qualche partito, credo che però prevarrà il buonsenso, perché su quelle che sono le cariche istituzionali, e cioè il Consiglio di Presidenza e in fondo anche la Commissione, c'è l'interesse della Sicilia di andare avanti e poi le cose si andranno più avanti comprendendo.